dirlo così. Signore e signori, un grande applauso per Domenico Mungo. Grazie, dottor Mungo. Mao, è sempre un'emozione e la commozione, anzi, la lingua italiana per fortuna ci dà come dire, un florilegio di parole per esprimere le emozioni. Ecco, è commovente questo nostos, Adesso non questo facciamo... ritorno a casa, bello, nel sotterraneo di Torino, della Torino proprio quella esoterica. È È tutto chiaro, molto bello, molto, bisogna molto saperlo per arrivarci, non è una cosa commovente. facile. Ecco, non è quella riescono sensazione tutti. che uno prova quando torna da un lungo viaggio, no? Dove Io, dato guardi, altrove torna nella sua dimensione, la sua famiglia, la sua placenta. le avrei suonato a Sort of Homecoming, stasera, così per rimanere un po' negli anni Assolutamente. '80, ma parleremo di suoni, parleremo del Suono di Torino, che è il tuo ultimo romanzo, che è uscito adesso per Miraggi Edizioni. Entreremo quindi in una dimensione anche un po' più punk, se vogliamo. Sì, perché Così. sono dei racconti che costruiscono una trama di un romanzo mai compiuto, in realtà perché sono troppo pigro per scrivere un intreccio manzoniano, quindi ho Per optato adesso. per questa forma ibrida del racconto che si interseca per raccontare uno dei 1000 suoni di Torino attraverso delle storie che ripercorrono la storia della nostra città attraverso punti di vista multilivello dal 1922 ai giorni nostri. Attenzione, quindi ci sarà anche modo di fare così, io la butto lì, un excursus, vabbè, Un a me faccia excursus fare è una cosa bellissimo, latina, un una parola excursus che male non fa. commovente, Allora, prego. dottor Mungo, adesso noi però entriamo diciamo invece nella fase quella più da presentatore, perché so che lei ha anche diciamo, questo abito, perché questa sera verranno a trovarci diverse band. Vorrei cominciare a presentarvi quelli che sembra diciamo una negazione, il loro nome però poi in realtà parlano di musica, parlano di tempo, vogliono andare oltre. Signore e signori, al salotto per la prima volta questa sera i Not. No! Verranno a trovarci i Not. Avremo modo però anche di entrare in contatto con un certo tipo di, diciamo, una, se mi passate il termine un po' gergale, una bazza di Pinerolo, di musicisti di Pinerolo che li Perbacco. suonano come si deve. Questa sera ci Pinerolo vengono in Giamaica. in Giamaica, tu lo sai Chiaramente. che ha dato insomma, chiaramente Pinerolo Provincia di Kingston. in provincia di Kingston, dove sono diciamo il sindaco, sono proprio gli Africa United Fumano direttamente, tutti quanti. e quindi Sì. queste cose qua. Però verranno a trovarci con questo loro nuovo diciamo, progetto, è una sorta di battesimo che avranno questa sera qui al salotto e si chiamano Trampled Soul. Trampled Soul. Dottor Mungo, ma poi siccome noi, insomma, so che veniva lei, volevo fare un inizio un po' particolare, abbiamo iniziato con una cosa un po' Vedo raffinata. anche delle chitarre non indifferenti, Cioè, oltre alle a chitarre parte un dice- uculele, insomma, delle cose quello è un bench, mistiche. quello è Un quello è banjo, un certo, bench, adesso sarò è chiaro. fustigato nella pubblica Adesso piazza. tra poco succederà, prego, cominci pure ad accomodarsi perché Prego, così la maestro. presento e facciamo una cosa incredibile proprio già sul palco, lo so che è una cosa americana. Bello, dice. bello, Adesso gireremo anche le camere e le vedremo diciamo, direttamente in streaming. Come le dicevo, dottor Mungo, qualcosa di particolare, qualcosa per cui c'è bisogno anche di fare un po' di attenzione, un po' di silenzio, perché è diciamo, un artista che viene soltanto con degli strumenti a corde, con un tipo di ispirazione che adesso andremo a scoprire un po' meglio, ma intanto ve lo presento, signori e signori, al salotto Yuki in the Basket. Oh.
Takes a little to shoot in my head, just a simple smile. Took so long time to have trust in me, just my stupid life. There's no stars in the air, oh no rest for my legs, just a clock in the system you said, just a blocked lane. Now we lost all our possible trains, we can only run, only a rush till the end of the day, only a far lost a smile, but how we could amplify, how we could magnify, our lenses are at the bottom of this glass, how this time now could easily pass. But we can grant our time to this walk on the line. Takes a little to shoot in my head, just a simple smile. Takes a long time to have trust in me, just my stupid life. But how we could amplify, how we could magnify, just a clock in the system you said, just a blocked lane, and we can feel our stars with the pay of this love. Yuki in the Basket, benvenuto dottor Mungo. Io volevo fare una cosa così, davamo anche proprio una presentazione della serata, come dire, un po' col velluto, e diamo chiaramente anche il benvenuto a Yuki in the Basket alias Roberto, come dire, benvenuto qui al salotto, ecco, lo faccio anche per quelli che magari ci seguono poi in radio. Intanto una canzone di grande atmosfera e poi una canzone dove uno stile anche chitarristico che richiede una mano destra complicata, lo voglio dire così, effetti, perché con questi arpeggi Sì, è una cosa questi complicata. arpeggioni. Sono degli arpeggioni, diciamo, se fosse scrittura, diciamo, sarebbe una scrittura della, come dire, quasi miniaturista, che va a cercare quel Esattamente. dettaglio. No, ma io va a come prendere. riferimento invece musicale, adesso non so come la prenderà l'artista in No, questione, vediamo, ma vediamo. la suggestione che mi viene fuori è quella di una veramente convincente sintesi tra un Nick Drake e uno Sting newyorkese. Beh, Cioè, mi ricordava queste segniamo, sonorità l'abbiamo veramente registrata, come dire. voglio dire, due nomi che uno Due antesignano di un mainstream comunque evoluto, l'altro Nick Drake sappiamo chi è, Mamma e mia. questa sintesi mi ha Due sex complimenti, symbol, bravo, scusa, tra bravo, l'altro, se mi veramente posso permettere, due i miei sex symbol, complimenti. dottor Mungo. Due sex symbol, ma anche due musicisti straordinari del anche Novecento. uno un po' più dannato perché non ha fatto una bella Vabbè, quello non è che adesso l'altro uno non è che invece, augura diciamo, queste adesso però lei mi vediamo consenta, dottor Mao, se una noi parliamo via del di mezzo, 70% degli cioè, artisti del Novecento portano una tigna un mostruosa, pochettino. quindi o li paragoniamo, comunque va bene, Adesso non complimenti, so. bravo. non so se Roberto, diciamo, ti piace questa definizione, se ti Mi piace molto, anzi mi onora molto. bene, allora senti, e tra l'altro ricordiamolo, Sting è anche questo- calvo, io ho anche pochi capelli, quindi va benissimo. No, ma Sting in confronto a te è un No, ma mostro, cioè, guarda, sai, noi quando- tu sei milioni di anni luce oltre. io Sting. quando pensavo a Sting non pensavo ai capelli, ma pensavo più che altro alle sue tenute, ai suoi poteri. Vabbè, adesso non la la mettiamo musica, sempre in cacciare l'Elba, si è comprato magari, mezza Toscana, esatto. il Chianti, Non vabbè. non Questo è mi distraga, gossip. non ci distraga, è Questo una cosa gossip, seria, sono- Luca. Parliamo male del Pungiglione, quello è un bravo va bene, ragazzo, non quello va fa bene. yoga, Oh. quello fa sesso tantrico. Vorrei sfidare lei a 60 anni a sostenere la moglie
moglie per 8, 9, 10 ore. Io mi Insomma, sto allenando. quello è anche una Io mi questione di sto allenando, allenamento. dottor Mugo. Lei si allena? Lei si allena da solo, lei si allena da solo. Adesso diciamo con chi, però l'importante è tenersi diciamo sempre Non lo so, ma vigorosi. con le Adesso abbiamo fatto sul siparietto perché c'è stato anche questo momento di incredibile silenzio, diciamo, cose che non succedono mai a Mai. Salotto. Vorrei ringraziare il pubblico, fatevi un applauso perché Bravi, siete stati veramente all'altezza della situazione. Allora, però continuiamo a esplorare diciamo, le tue produzioni perché questo qua era un brano diciamo, di tuo pugno Sì, sì, sono che si tutti. intitolava Si entrava It Takes a Little. It Takes a Ci Little. vuole un pochetto. un Ci vuole un pochetto. poco. Ecco, e invece la prossima canzone come si intitola? La prossima canzone si chiama Maids, che vuol dire cameriere. Cameriere, l'abbiamo fatti. Conosciamo anche molti Dottor amici, Mugo, anche noi in cameriere, passato lo abbiamo conosciamo. esercitato il un- camerierismo militante. Beh, di solito è un ricordo. Infatti anche per noi. Cioè. È un ricordo anche per noi. Quando si sta tanto tempo in un posto e poi bisogna andare via di colpo e rimangono delle specie di flash, no? E a me è rimasto questo flash una volta, cameriere stesi al sole che fumano, che stanno lì. Il sole non c'è, però dedichiamogli ai cameriere, alle cameriere Dedichiamo dell'app che questa- tutte le settimane facciamogli ancora un applauso. una specie di Dottor Mugo, cartolina. sento, faccia una bella Viva, figura. viva, viva le E poi, maestranze. e poi basta, non mi rompo più le balle. Benissimo, Mates, Yuki in the Basket qui al Salotto. There were days, such lazy days of soft drinks and smoke. There were maids, such beautiful maids dressed in the sun. There were tiredness and dust in the air and clouds full of gray. But no words, nothing to say, nowhere to stay. And we were all made of clay, no matter what they say. And we yelled loud, as full as a shout, to walk down this way. But I stayed on my own, I did not belong to this pile of stones. And too many things still to live, still to be done. An instant shame, we walked up the stair, the feel of our blame. And now you're gone, you're still on the run, through your mistakes. And we are not, today not the same, we grew in one day. But no way, no music to play, no God to wait. Nothing appears to me behind your tears. Choose the right company, put your life down in a bag, follow your pain. Cause it's late, and now it's too late to better complain.
too easy now to recriminate, to change your working. But your foolish and waterproof door is closed to this rain. And I would to be high, but I am so vain. Questo era un suono, diciamo, quasi western, desertico, almeno per quanto riguarda la chitarra. E se non sbaglio, Roberto Yuki in the Basket, diciamo, c'è anche tra le varie collaborazioni, diciamo, che tu hai fatto, io quella che ho visto, diciamo, è quella con Thomas Guiducci. C'è anche lo zampino di Thomas Guiducci, che sappiamo, che salutiamo, che è anche qui al salotto questa sera, che è un grande appassionato di musica, diciamo, folk, però americana. Ecco. Sì. Tu in questo filone commetti, anche tu sei un appassionato di questo genere di musica? Che... Molto sì, naturalmente, grazie, molto grazie anche a lui. T'ha attaccato lui il perché virus? Abbiamo, sì, me l'ha attaccata anche molto lui, abbiamo suonato molte volte insieme, io come banjoista, veramente. È una bella malattia, insomma, ci si contamina poi a vicenda, anche se devo dire che ho sempre più cercato, magari non riuscendoci molto, di inseguire un po' una mia forma personale, non so, certo influenzata sempre. Cioè, infatti il modo di cantare del dottor Mugo a me ricorda anche quel modo nordico, un po' alla Kings of Convenience. Assolutamente, sì, non so se... diciamo, le suggestioni sono tante, le implicazioni sono parecchie. Ascoltando questo pezzo anche con il preambolo, no? Cioè questa immagine molto letteraria dei camerieri che fumano sdraiati, me l'immagino, io che invece vengo da una tradizione, insomma, mediterranea, me l'immagino invece dei camerieri stremati, per esempio alla fine di un pranzo nuziale in meridione, alle 6 di sera, adesso non ce la fanno più, si buttano sulla spiaggia, gonfi, mettono i piedi nel mare Ionio e si fumano una sacrosanta qualche cosa. Quindi qualunque latitudine si presta a questa interpretazione crepuscolare, diciamo così. Potrebbe. Allora, adesso Yuki, noi abbiamo ancora un brano con la chitarra, anche se noi vediamo il banjo, chiaramente sono tutti qua che aspettano. Ma posso anche passare al banjo. Addirittura, vedi che roba. E anche suonarle contemporaneamente sarebbe anche... proprio così a richiede. Puoi suonarci adesso un brano col banjo, che è sempre un brano, immagino, del tuo repertorio, però suonato con questo strumento che, a proposito sempre di mano destra, che era quello che dicevo prima, la mano destra che suona deve fare l'arpeggio, e come si dice in francese un grattaculo incredibile. Francesismo sabaudo. No, perché è una di quelle robe che sembra, ma è cervellotico da fare il banjo, è una cosa molto, così. Molto delicata, io lo dico subito. È una roba così, un po' c'è un po' di autismo proprio. No, nel senso che ci vuole un grande, come dire, allenamento, perché finché, cioè, non ci devi più pensare, le dita devono andare a fare una serie di sequenze. Poi vabbè, il banjo, io dico purtroppo, per fortuna non so, qui da noi è legato molto ad un immaginario che è quello della musica, del tranquillo weekend di paura, queste cose qua, no? E invece poi scoprendolo un po' si scopre appunto che in realtà non è così, e c'è un panorama molto più vasto dietro questo strumento che là in America è usato in modo molto più ampio. Ecco, a proposito di tranquillo weekend di paura, piace molto di più. L'unico che abbiamo visto al salotto ultimamente suonare il banjo, diciamo, a proposito di tranquillo weekend di paura, era Luca Svanzandriolo, che anche lui è qua stasera, e lui l'ha usato un po', diciamo, in maniera più diciamo dark. Adesso sentiamo le altre possibilità. Tra l'altro, se non sbaglio, e qua chiudo con i tecnicismi, il tuo era in sol e invece il suo è accordato in do, lo diciamo così. Questo è un banjo accordato in do, ecco, lo diciamo per tutti gli appassionati.
lei lo sapeva. Io lo so benissimo, come no, È lui il anch'io mi maestro. accorgo quindi sempre. hai anche questi allievi qua tu, Roberto? Ho anche Sei degli portato. allievi illustri, che sono Illustri. più illustri di me. C'è, è Molto chiaro. più illustri di me. Perché lui fa la vita maledetta, quindi, io ci invece- sta, ci sta. Benissimo, adesso sei passato quindi al Benjo per un altro brano sempre del tuo Sì. repertorio che si intitola Si chiama The Wrong Side ed è una storia quando è la classica situazione di quando si viene lasciati. altre volte. Quando si viene non so lasciati. perché nella vita non ho mai avuto questa No, esperienza. Quando non si se viene la lasciati. ricorda. Esatto, non se la ricorda. Lei se la ricorda, dottor, ma lei ricordo ancora adesso. sovente era alla mia spalla. Si fanno queste considerazioni un po' così, no? Per cui, cioè, sì, avrai ragione tu, si fa un po' la vittima, un po' così, però è un po' da stronzi. Si chiama Infatti, sindrome di Stoccolma, no? In Sì. realtà è un po' da stronzi perché poi a un certo punto lui dice io sono sicuro che ti morderò sempre il cuore, anche se... Ecco, così. Se ormai quella se n'è andata. Quella tanto ormai è andata via, mordi chi e se ne fuggi, ma frega. soprattutto È fuggi. l'unica soddisfazione che ci rimane. Esatto, già non so più chi siamo. Però ci rimane diciamo il Benjo e questo brano che adesso ci fa ascoltare, Yuki in the Basket. There's no sun in the sky, so what do we fight for? If you are so deep to pain, sit down and face me. Queen of ties, a thief of life, so what do we fight for? If you really have a lot to lose, you can lose me. 'Cause I'm the wrong side and you are the right. No hope to talk, just keep my gaze low. Even if we'll meet again, I'm sure that you know I will bite your heart. There were times when I run to take the wind of life. The bus station down my street was my whole world. And if you really want to lose, then you lose me. 'Cause I'm the wrong side and you are the right. No hope to talk, just keep my gaze low. Even if we'll meet again, I'm sure that you know I will bite your heart. Cause I'm the wrong side and you are the right. No hope to talk, just keep my gaze low. Even if we'll meet again, I'm sure that you know that I will bite your heart. Che sapore, diciamo, strumento effettivamente
suggestivo.